Amici della Sardegna e non, siamo in territorio di Sinaai. Siamo in territorio di Sinaai, vicino alla località Solanas, più precisamente alla località Ferricci. E noi ci troviamo sul nuraghe Ferricci, che più che un nuraghe è una reggia nuragica. Abbiamo contato 4 torri, adesso il drone sta cercando di scorrere lungo il perimetro di circa 40 metri in larghezza e 70 metri in lunghezza. L'asse pressappoco è nord-sud. Rebecca è seduta per farci vedere quello che poteva essere un ingresso. È molto difficile stabilire gli ingressi delle torri, gli ingressi del mastio, l'ingresso alle cinte murarie, perché praticamente qua è tutto crollato. Ma guardate che meraviglia! Un perimetro di mura, un rettangolo 70 metri per 30, l'asse importante nord-sud, 4 torri, è una reggia nuragica, ragazzi. Eccolo qua, capitelo che l'unico modo per farvi vedere la bellezza di questo posto è salire col drone, eccolo qua, e vedere la spettacolarità di questo posto. Ora mi sposto verso il lato ovest e c'è Adelaide che ci saluta su quella che potrebbe essere un'altra torre. E l'imponenza di questo nuraghe si vede benissimo da queste immagini dall'alto. E noi con queste immagini ultime salutiamo voi e sperando che questo nuraghe almeno venga segnalato e ripulito. Basta poco, basta davvero poco, come quasi sempre. Allora, nuraghe Ferricci in località Sinaai. Ciao a tutti!